Ciao ragazzi e ciao ragazze e bentornati nel mio canale. Oggi parleremo di regali di Natale. Sono appena finite le feste, ovvero Natale e Capodanno sono passati, però volevo comunque mostrarvi i miei regali di Natale che mi hanno fatto i miei parenti. Non ho registrato prima perché essendo stata da mia nonna, lì la connessione wifi non c'è campo, non prende, tipo, cioè il triangolo delle Bermuda da mia nonna seriamente. Comunque, partiamo subito e inizio con i regali che mi ha fatto mia cugina Erika. Allora, mia cugina intanto mi ha regalato una, un pacchetto di, per un centro di benessere insieme a mia mamma e a mia zia. Eh, insieme mi ha anche regalato questo profumo della Iode- Ioderma Paris, ed è una fragranza che ricorda molto Chanel Number 5, secondo me, ed ha questo packaging ovale, si può dire ovale, comunque, ed è di questo qua, di Raffaele Davini. Sulla pelle dura veramente un sacco di tempo e, e veramente profuma tutto l'ambiente, veramente buonissimo. Questo qua ho usato solo questo per le vacanze perché mi è piaciuto veramente tanto. La sorella invece con il ragazzo mi ha regalato questo qui, che sono della nuova collezione della Pupa e sono praticamente, è formato da così, e alla parte delle labbra, occhi e viso, e poi qua sotto ha un altro lip gloss. Ho già provato la matita, non è tanto scrivente, mentre il mascara mi piace tantissimo. Gli ombretti non è che sono tanto scriventi, però bagnati vanno, va bene così. Il packaging è veramente adorabile, cioè io non sono amante del rosa, però questo è veramente carino. Poi, sempre della pupa, la sorella di un mio zio mi ha regalato questo qui, adesso faccio vedere la scatola, ma in realtà è questo qui, a cofanete, sempre una trousse della pupa, ed è questo qui invece è più completo perché ha sia viso, labbra, ma anche tipo il correttore, questi tre, illuminante, lip gloss, cipria, queste due, fard e vabbè, lip gloss, ombretti, e ha il pennellino. Questo qui non l'ho ancora provato, ma lo proverò. Secondo me questi qua sono comodi da portare in viaggio, in modo che non ti porti 500 cose. Poi invece la mamma di queste sorelle di mio zio mi ha regalato invece questa crema corpo e questa bagno doccia dell'Almand. Questo qua si chiama Azzurre. Non l'ho ancora provato, infatti sono ancora sigillati perché ho troppe cose da provare, quindi le proverò magari più tardi. Erano dentro questa confezione, questa qui, l'hanno preso in questo negozio, il dottor Taffi, non so dove possa essere, però ha tutto questa pagliuzza di plastica con questo purpurri, chiamiamolo così, tutto secco, molto carino, anche come era presentato, veramente molto carino. Mi hanno colpito più questi regali che gli altri che vi sto per mostrare. Poi mia zia, che sarebbe sorella di mia nonna, mi ha regalato questo maglioncino a pipistrello che non si vedrà, non si vedrà, però è così, manica a pipistrello, corta, con un leggero scollo, ma proprio leggero leggero, di questo color prugna. Io questi qui li uso un sacco, questi qua, perché sono veramente, li puoi usare come più ti ispira, ecco. In più mi ha anche regalato questa collana
collana qui con delle roselline nere o fiorellini neri, fatti di, non so se è velluto o comunque tessuto, non è plasticoso ed è veramente carina. Questa qua è veramente carina. Su una maglia bianca questa fa veramente figura. Poi i miei genitori mi hanno regalato, vabbè, gli occhiali da vista perché è da un po' che non cambiavo occhiali e un cappotto che non vi farò vedere qui perché è di là e l'ho dimenticato di là. Mia nonna mi ha dato invece i soldi e anche l'altra sorella di mia nonna, sono tante sorelle quelle di mia nonna, mi hanno dato entrambi i soldi e, e li, e li spenderò più che altro per comprarmi un paio di scarpe, ecco. Comunque questi erano i miei regali, ci vediamo alla prossima.